poesie inedite di Alda Merini. Io ne vorrei proprio leggere una. Ad una vociferante, Alda Merini. O donne che insediate il campo di chi ha sudato come un contadino, piangendo sulla terra che non dona al confronto d'amore, donne che calpestate il mio silenzio con il frastuono delle vostre voci solo perché volete risultare le più brave di tutte, siate certe che i grandi si nascondono nel fango e non vogliono brillare come voi. Ecco, straordinari versi inediti, ricordiamo, di Alda Merini e pubblicati per la prima volta in questa antologia poetica in memoria di Alda Merini, che è questa qua, dove c'è anche un testo di Gero Miceli. Allora, Gero, Alda Merini ha ricevuto questo tuo libretto. Naturalmente quando è stato pubblicato quando? Nel 2006 per i tipi di Medinova. Diciamo, è un libretto così che raccoglie poesie più che altro scritte nell'adolescenza, non è certamente un grande capolavoro. Però sappiamo che Alda Merini ha avuto in mano il libretto di Gero e che ha apprezzato in particolar modo le poesie in italiano e non in dialetto, probabilmente che sappiamo forse magari sconosceva alcuni. Devo ringraziare per questo proprio l'amico Giuseppe Ladelfa, che in una delle sue visite che faceva spesso alla Merini, lui mi dice che si recava con un mazzo di rose rosse che a lei piacevano tanto. In una di queste visite portò in dono, me lo chiese proprio lui, se ne avessi voglia, e certo che giustamente no, come no. Quindi le portò in dono e mi riferì appunto di questo apprezzamento verbale, seppure minimo, di una piccola parte di poesie che tra l'altro per quanto riguarda l'opera sono proprio quelle scritte, diciamo, a 18-19 anni, mentre le altre sono di... Ecco, quando hai iniziato a scrivere? Partiamo da qui, quando tu inizi non dico a comporre, ma a mettere giù nero su bianco questi tuoi sentimenti che poi diventano poesia. Io precocissimo, praticamente per gioco, già quando andavo all'elementare, appena mi hanno messo forse la penna in mano, iniziavo a scrivere delle piccole, molto brevi frasi in rima, storielle, alle quali accompagnavo anche dei disegni che in realtà sono degli scarabocchi. Mi era pure passato di mente questo ricordo così precoce, ce ne siamo accorti, me l'ha fatto accorgere mia mamma dopo un trasloco qualche anno fa, rispulciava dei vecchi diari e quadernetti, dice, ma guarda che già, io invece ricordavo più o meno all'età di 8-9 anni, emulavo praticamente i versi, le poesie di quello che studiavo a scuola, il Foscolo, il Leopardi, che anche ora è uno dei miei poeti preferiti. Come prima poesia però considero un testo, una poesiola che ho scritto più o meno a 12-13 anni, praticamente in terza media. La compianta professoressa Carlisi, che ci ha lasciato giovane, ci aveva detto in occasione della festa della mamma di scrivere dei testi da leggere poi ai nostri genitori in una delle classiche festicciole che si fanno nelle scuole. Io subito, che già giocavo a mettere insieme parole, spesso anziché uscire o fare il nascondino con gli amici preferivo starmene a casa, assorbire dai nonni anche i racconti popolari, le tradizioni. Presi subito questa occasione con entusiasmo e messi subito senza troppa fatica per la prima volta, me lo ricordo, un piccolo testo breve che si intitola Oggi mamma, non più come emulazione ma in verso libero, quello che stavo pensando. Lei poi, rileggendolo prima, mi disse che avevo concluso un verso con ti abbracciavo ed eri contenta. E lei mi disse, ma vedi, se metti felice, in realtà non ti accorgi che suona meglio. E io quel giorno, per caso, ho scoperto che una parola in un testo può fare la differenza, può dare gradevolezza, profondità. Quindi così, per puro caso, grazie anche alla compianta professoressa, ho scoperto che bisogna sapere scegliere bene le parole. E dare il peso giusto alle parole. E dargli il peso giusto.
Poi da lì, insomma, piano piano non è mancata mai l'ispirazione. Ecco, poi c'è da dire perché poesia, perché uno può scrivere anche altro, perché la poesia è anche più difficile. Ma in realtà, secondo me, anzi, è una cosa più immediata la poesia. Scrivo pure in prosa alcuni racconti, pure delle fiabe che non sono mai uscite, sono tenute serratamente nel cassetto ancora ad oggi. La poesia per me invece è più immediata, in realtà non faccio fatica a scriverla, per me è compagna, anche in momenti di solitudine che li ricerco, a volte mi è utile. Amica anche particolare, un poco impertinente, nel senso che l'ispirazione può venire in qualsiasi momento, non chiede mai il permesso, la poesia viene e tu la metti giù. Ecco, la poesia, questa è bella, la poesia non chiede mai il permesso. Allora, Gero, abbiamo parlato di questa bellissima iniziativa dedicata ad Alda Merini, di questo libretto che hai pubblicato qualche anno fa. Ma ci sono tante cose da dire, addirittura c'è anche, e lo leggeremo, un messaggio che arriva direttamente dalla Città del Vaticano, insomma tante iniziative, ma se tu sei d'accordo ne parliamo dopo questa brevissima pausa pubblicitaria. E sai, serve pure serve pure e noi naturalmente ne approfittiamo per ringraziare i nostri sponsor. Pubblicità. Ecco, rientriamo dalla pubblicità, siamo sempre con il poeta grottese Gero Miceli che ha organizzato assieme ad altri alla Biblioteca Comunale di Grotte una serata dedicata ad Alda Merini, ne ha parlato persino il Corriere della Sera. Ma Gero Miceli è significativo risultato, se si può dire, dalla Segreteria di Stato della Città del Vaticano proprio recentemente, nell'ottobre del 2010, proprio di quest'anno, Gero Miceli riceve questo messaggio: la Segreteria di Stato porge distinto ossequio al signor Gero Miceli e nel significare che quanto inviato al Santo Padre è regolarmente pervenuto a destinazione è lieta di trasmetterne il ringraziamento e la sua benedizione. Ci arriva appunto dalla Segreteria di Stato della Città del Vaticano, un bel riconoscimento. Tu hai mandato cosa al Santo Padre? Sì, praticamente una lettera di ringraziamento è arrivata pure molto tempestivamente. In merito a questo CD, 70 voti 7, praticamente a fine estate, primi di settembre, abbiamo un mio amico che è il cantautore salmarchese di Canicattì, mi ha chiesto e poi ha deciso di mettere in musica una mia poesia religiosa che si intitola appunto in dialetto 70 voti 7 sul tema del perdono. Ovviamente, essendo mio amico e anche noto ed apprezzato cantautore, non mi sono rifiutato, anzi ho colto con grande piacere la sua proposta ed ha inciso questo CD che è un singolo, appunto, musicato da lui. Dicevo, era stato doveroso per noi che siamo credenti e quindi cattolici dare la prima copia, proprio la copia numero 1 che è stata incisa l'abbiamo inviata al Santo Padre, che appunto ho mandato tramite la Segreteria di Stato i ringraziamenti e la benedizione, che ha una valenza importante. Questa tra l'altro è la seconda canzone, che, diciamo, secondo mio testo, che viene musicato e messo poi in canzone, in quanto già nel 2007 è tratto da cori. Il cantautore siciliano, Leone Marco Bartolo di Longi, nel Messinese, aveva deciso e ha messo in musica un testo tratto da cori che è Vampiro, dove paragono la mafia appunto a questo mostro che è un vampiro e succhia il sangue. Nella poesia, oltre ad occuparti di quello che è davanti a noi, la campagna, i paesi, quindi i mestieri, tu ti occupi anche naturalmente di temi sociali, appunto. Questo, penso che il buon Dio dà ad ognuno di noi dei talenti, quindi la poesia la vedo anche, oltre che come ispirazione divina, proprio come termine proprio evangelico di talento, quindi abbiamo il dovere di spenderlo bene.
Dunque sì, quando c'è l'ispirazione o comunque il sentimento, io scrivo anche su temi sociali, civili o religiosi.